Se il popolo si placa, se il popolo si placa. Possiamo iniziare? C'è Cagnara in po'. In tribuna c'è Cagnara. Il movimento sedia. Dai, possiamo iniziare. Allora, un anno fa abbiamo perso Piero, ma nessuno lo dimentica. L'Iscat, con Marina, la direttrice, ha voluto fare quello che l'anno scorso non si è potuto fare per via del Covid, presentare il libro, che è un modo anche per parlare di Piero, eccetera, eccetera. Ne parliamo qui dove Piero è nato, ha studiato, ha fatto il liceo e poi è tornato, andato e tornato diverse volte, ma le prime ossa, chiamiamole così, come giornalista le ha fatte nei secondi anni 70 all'Unione Sarda, la prima esperienza in anni tremendi, dei quali ci parlerà Angelo, col quale ha lavorato per diversi anni. Poi un altro ritorno a Nuoro, quando la Nuova è stata presa dal principe Caracciolo, un grande editore. Piero, dopo un'esperienza a Sassari, è venuto qui a Nuoro, dove abbiamo cominciato a lavorare insieme in una redazione che era stata praticamente, era all'inizio, perché l'editore Caracciolo, sul falsariga dei primi giornali tabloidi che uscivano negli Stati Uniti, aveva voluto fare un giornale a isole, e una delle isole era Nuoro, che era praticamente la più importante per tutto quello che succedeva. Ed erano anni tremendi per quello che c'era, e poi la redazione all'inizio, quindi si era in pochi, e come in quei piccoli circoli professionali, ma piccoli, dove il domatore deve fare anche il trapezzista, facevamo anche quello, per cui si vestivano molte vesti. Quindi ne parliamo. Angelo Altea ci parlerà di quel periodo lì, del primo periodo, di quello che vuole, insomma. Pier Giorgio Pinna, che è stato caporedattore della Nuova per lunghi anni a Sassari e poi inviato, e che con Piero ha fatto molte esperienze, ci parlerà anche lui del reportage tra enigmi e misteri. Marina Moncelsi per prima ci parlerà un po' del libro e anche un po' dei motivi per cui l'Iscat ha scelto ha fatto questa scelta. Poi chi vorrà intervenire, prima ci sarà un saluto del sindaco di Nuoro, che salutiamo, e di Paolo Merlini, e poi mi pare che non ci sia altro. Poi se qualcuno vuole intervenire facciamo delle domande. Va bene, quindi prima Marina. Pensavo il saluto del sindaco. No, ha detto dopo. Vabbè. Allora, prenditi quel microfono. La luce rossa deve fare. Okay. Buonasera, vi saluto e porto il saluto dell'istituto che rappresento come direttrice. Usa quell'altro. Questo, scusami. Se lo avvicini bene. Sì.
Vi porto il saluto dell'Istasac, che è l'Istituto per la Storia dell'Antifascismo e della età contemporanea nella Sardegna centrale. E il mio intervento partirà dalla motivazione, vi spiegherò le motivazioni per cui un istituto che generalmente si occupa di storia ha scelto di presentare questo libro. Innanzitutto vorrei salutare e ringraziare soprattutto chi ha accolto l'invito dell'istituto, e quindi ringrazio gli amici di Piero che intervengono, che hanno dato la loro disponibilità e che interverranno per parlare della sua attività, e ringrazio la famiglia, i familiari di Piero, Daniela, i figli, che hanno accettato, diciamo che non era nemmeno scontato, di essere presenti in questa giornata, che non è una giornata di commemorazione. Avremmo voluto ovviamente la sua presenza a parlarci del suo libro. È un doveroso omaggio, se vogliamo, ad una persona che ha scelto di non finire come molti pensionati a guardare cantieri, si dice un po' scherzando, no? Che ha mantenuto fede al suo impegno, poi vedremo anche con quali differenze rispetto a quando svolgeva la sua attività di giornalista. Per non dilungarmi troppo, io ho scelto qualcosa che faccio molto raramente, cioè ho scelto di leggere, mi perdonerete, perché in questo modo riesco a mantenere i tempi più ristretti e a lasciare più spazio non solo ai relatori ma anche al dibattito che immagino, o comunque agli interventi che immagino ci saranno. Intanto il libro Anime maledette vengo a sapere stasera che è praticamente esaurito. La libreria, anzi l'editore, ci dice che il libro andrà in ristampa. Questa è una cosa molto bella e fa davvero onore a chi l'ha scritta, ma anche all'editore che ha creduto in questo lavoro. Anime maledette è uscito, se non mi ricordo male, nel mese di novembre, forse sì, nel mese di novembre del 2020. E pochissimi mesi dopo, a febbraio, Piero è andato via. Nel frattempo avevamo chattato, ci eravamo promessi di vederci per parlare del libro, di cui, lo dico senza piaggeria, insomma, sono stata da subito entusiasta e gli avevo proposto appunto di partecipare anche noi alla presentazione di questo libro. Ora, le promesse si mantengono, abbiamo lasciato decantare per quanto possibile il dolore dell'assenza e il libro stasera, e qui vedo in una sala piena che mi emoziona sinceramente, vi ringrazio ancora. È un libro che parla di storia della nostra isola, con alcune escursioni nella Corsica che Piero conosceva bene, conosceva nelle sue vicende particolari, questa isola gemella, isola sorella gemella, che noi molto spesso, forse per via della nazionalità, insomma dell'appartenenza non geografica ma politica, molto spesso trascuriamo, e nel libro invece ci sono, se non ricordo male, 3 casi importanti che sono relativi alla Corsica, ad alcuni episodi molto, molto interessanti. Abbiamo ritenuto noi dell'Istasac di presentare questo libro perché per noi che siamo abituati a trattare di storia e a conoscerne gli insegnamenti, il libro l'abbiamo visto come una camminata in luoghi diversi, poco conosciuti, ma soprattutto luoghi che potremmo definire non solo poco conosciuti, ma misconosciuti, cioè evitati.
sono i recessi più oscuri, momenti bui, i sentimenti più neri. Il titolo ce lo dice chiaro. Sentimenti di uomini e donne, di luoghi e di fatti, per cui anche se non ci piace dirlo, anche in questo la Sardegna purtroppo si è fatta per certi aspetti un nome. Non ci piacerebbe dirlo, però hanno caratterizzato la nostra storia sociale. La nostra storia, che non è fatta solamente di ideali, di eroi, di battaglie, ma anche e purtroppo di crimini e di criminali, di vicende piene di orrore e di segreti infami. E uno dei pregi di questo libro è quello di non corrispondere ai luoghi comuni sulla Sardegna. Scordatevi, permettetemi di dirlo, di trovare nel libro il vittimismo, il compianto, di quanto noi sardi soffriamo. Troviamo nel libro invece non giudizi, non accuse, ma una chiara immagine anche del male, di un male che è un male della Sardegna e dei sardi, che non proviene sempre da fuori. Uso le sue parole per spiegare che una delle spinte alla stesura di questo libro è stata questa, qui virgoletto: dopo tanto tempo, ora che la polvere delle emozioni si è posata, queste storie meritano di essere riviste con più serenità, fuori dalla prigione immateriale dei fondamentalismi e non deformate dagli occhiali ideologici. Questo è un aspetto, è l'aspetto fondamentale di questo libro. Ed è importantissimo nella narrazione di Piero Mannironi l'assenza di giudizi, sostituiti da una volontà di scavare nell'ambiente e nell'animo di personaggi definibili appunto anime maledette. Nel ruolo di giornalista non aveva avuto modo, e non avrebbe certamente dovuto farlo, di dare dei giudizi. Ed ecco che in una delle pochissime interviste che ha fatto in tempo a rilasciare dopo la pubblicazione del libro al collega Pierluigi Rubattu, che gliene domandava, e Piero disse di aver voluto ricordare storie che nel suo ruolo di giornalista erano state trattate al tempo dei fatti secondo la logica dell'informazione, ma adesso, ormai libero da quel legame, avrebbe potuto sviscerarle con un approccio differente. Sempre parole sue, è stata un'esperienza che si è evoluta fuori dagli schemi classici del giornalismo, che impongono una netta terzietà rispetto agli eventi e una scrittura semplice e diretta. Non nascondere emozioni e passioni mentre ci si avventurava in queste storie dimenticate è stata una scoperta e allo stesso tempo una liberazione. C'è quindi una grande umanità nel trattare queste vicende, c'è un'empatia che è trasparente, però questa empatia non inficia affatto la verità storica. L'autore non è uno storico, ma il metodo usato nella ricerca documentaria è assolutamente preciso e accurato, ad iniziare dalla ricerca delle fonti, anche nei casi in cui per ragioni anagrafiche non ha mai potuto parlarne, perché ci sono alcuni casi avvenuti quando noi eravamo bambini o addirittura quando non si era nemmeno in mentis dei. Quindi non è più il giornalista nello scrivere questo libro che deve dare le ultime informazioni agli lettori, ma c'è un ricercatore che vuole completare il mosaico mettendo ogni tassella al suo posto, ricostruendo vicende attraverso collegamenti apparentemente arditi ma realistici e molto probabili anche quando scomodi. Sono emblematiche le vicende, ad esempio, dell'omicidio dei coniugi Townley e quella vicenda ormai nota come caso Manuela. In altri casi troviamo una chiara volontà di consegnarli alla storia alta, quella che è riportata nei libri di storia in cui spesso la Sardegna è la Cenerentola. Si tratta di vicende di spionaggio internazionale nel 1943, nella quale le coste sarde, nella quale vicenda le coste sarde erano pienamente coinvolte, oppure quella della strage dei sardi a Itri,
trattate con la cura e la meticolosità di chi vuole portare al lettore una memoria puntuale e precisa. Di alcuni casi ci parleranno i colleghi che ne hanno con lui condiviso le ricerche e gli sviluppi. Qui si vuole sottolineare il riuscito tentativo di togliere al velo del tempo nomi e avvenimenti che l'autore depone nelle nostre mani, e lo fa accompagnandoli da precise indicazioni e documenti spesso completamente nuovi. Nel suo soffermarsi sulle vicende rimaste senza risposte certe e chiare, spesso senza colpevoli, si svela uno spirito che anela ad una giustizia, seppure postuma, ed è qui che l'autore appare nella sua empatia con le vittime. Sono vicende che, ancora per usare parole sue, secondo me non meritavano di essere dimenticate perché rimaste orfane di una risposta di giustizia e quindi senza una consolazione possibile. Ad esempio, il brutale omicidio della giovane Gisella non dovrebbe restare nell'oblio del tempo e della vergognosa omertà di un'intera cittadina che nasconde le proprie brutture, una specie di Twin Peaks in salsa sardo-siciliana. E anche i fratellini uccisi da un orco mai consegnato al carcere meriterebbero di non essere dimenticati per sempre. Concludo ancora con una frase di Piero. Nella ricostruzione dei fatti e nella definizione dei protagonisti c'è anche una ricerca di risposte a verità sfuggenti e soprattutto un desiderio di capire vicende altrimenti condannate a perdersi tra le pieghe nascoste nel tempo. Il desiderio di capire, direi, nella accezione più nobile del termine, capire dal latino capio, prendo con me. E ancora risuonano le sue parole, concludo. Alcune storie sono state quasi un pellegrinaggio professionale ed esistenziale, alla scoperta di quanto purtroppo lasciato incompiuto. Rincorrendo i tempi frenetici della cronaca, sono storie di uomini e donne restate incomplete, o meglio incompiute, per la veloce dinamica del giornalismo quotidiano. Storie perciò condannate a svanire, portandosi dietro il loro pesante fardello di dolore e di speranza, di volti e di parole, di sofferenza e di rinascita. È un cammino, dunque, quello di Piero Mannironi, rimasto ancora una volta interrotto. Ci auguriamo che qualcuno ne percorrerà le orme. E vi ringrazio per l'attenzione. Grazie. Adesso Angelo Altea ci parla di giornalisti in trincea negli anni caldi del banditismo. Buonasera. Sì. Stamattina, parlando a proposito del mondo dell'informazione sui fatti tragici che succedono in Ucraina, con l'amico direttore dell'Ortobene Francesco Mariani, facevo una considerazione che i giornalisti sempre di più tendono a non si sa, Prendi questa, guarda. scusate. Che i giornalisti sia dei quotidiani che delle televisioni tendevano a produrre in maniera uniforme la stessa notizia, quindi come dire, mettendo in dubbio il fatto dell'autonomia del giornalista. Comunque fosse la notizia, se tutti gli organi di informazione riproducono la stessa notizia data nello stesso modo, a me giornalista viene un dubbio, cioè è attendibile quella notizia o viene da fonti superiori, chiamiamole così, noi le chiamavamo veline, che poi alla fine vengono accreditate come fonte del sapere. Ecco, mi è venuto in mente quando io nell'estate del 1974
studente indeciso della Facoltà di Scienze Politiche di Cagliari, incontrai l'avvocato Giannino Guiso, col quale collaboravo già da un po' di tempo come quello che si chiamerebbe oggi il ghostwriter per i documenti di quello che era il Comitato Antiimperialista. Adesso, detto così, sembra una parola pericolosa. No, il Comitato Antiimperialista è quello che si batteva per la dicotomia del mondo, cioè divisa fra l'impero statunitense e l'impero sovietico. Quindi condannava sia l'uno che l'altro imperialismi come pericolosi per la libertà dei popoli, per la libertà di informazione e per il rispetto dei diritti civili, soprattutto delle popolazioni più deboli, che infatti in questo meccanismo ritenuto indiscutibile venivano stritolati. E quindi Giannino mi disse: ma ne hai voglia di fare il giornalista? Io ho detto: certamente, ero come dire, studente alla Facoltà di Scienze Politiche, ma facevo i conti con una situazione economica della mia famiglia abbastanza difficile, quindi con lezioni frequentate in maniera sporadica, insomma, la distanza Nuoro-Cagliari non era allora leggera, quindi insomma avevo tutta una serie di problemi. E io ho detto: Gianni, allora ti segnalo come collaboratore dell'Unione Sarda, perché nel 1974 era appena uscito un quotidiano che si chiamava appunto Tutto Quotidiano, il primo giornale offset in Italia, con le foto a colori, una vera e propria rivoluzione nell'editoria, nel panorama editoriale italiano. Tutto Quotidiano devastò il mercato editoriale sardo, nel senso che, non so, appena uscito conquistò oltre il 50% del mercato, che allora era monopolio di Unione Sarda e Nuova Sardegna. L'Unione Sarda, il giornale più antico della Sardegna, dice: no, non è possibile, decise di andare al contrattacco, mentre la Nuova purtroppo soffriva della crisi del gruppo Rovelli e quindi in una fase di semiliquidazione. Quindi l'Unione decise di fare quello che avrebbe fatto un giornale serio, cioè decise di potenziare la qualità delle cronache e la quantità anche delle cronache di un giornale regionale, quindi le cronache locali, e cercarono i migliori intellettuali, quelli che il direttore di allora, Fabio Maria Crivelli, riteneva i migliori intellettuali in Sardegna, per andare, dei giovani ovviamente, che andassero a tirare su le sorti del giornale. Quindi a Nuoro incaricarono Giannino Guiso, che si rivolse immediatamente a me. Dice: ne cercano due, uno sei tu sicuramente, quindi lo segnalo subito, eccetera. E ho detto: va, figurati, accetto volentieri. Ripeto, la fase universitaria non era entusiasmante, soprattutto per ragioni economiche, e quindi ho detto: guadagnare qualche soldarello per rendermi autonomo dalla mia famiglia non è male. E quindi iniziai a collaborare, eccetera, eccetera. Neanche a farla apposta. Un mese dopo incontrai Piero, siccome cercavano due giovani, incontrai Piero a Nuoro. Piero, mio carissimo amico, compagno di scuola del mio fratello. Io ero compagno di scuola del fratello di Domenico, che è qui presente, quindi proprio amicizia di famiglia. E così, chiacchierando, gli raccontai questa storia e Piero mi ha detto: ma a me interesserebbe. Io ho detto: come, Piero? Tu stai studiando, tu studiava giurisprudenza a Sassari. Come, Piero? Sono in un momento di crisi, insomma, ho i miei casini, adesso non sto
detto, figurati, ho detto, se vieni tu, proprio facciamo la squadra perfetta, nel senso che due amici che si stimano e che fanno lo stesso lavoro, e quindi Piero venne a lavorare all'Unione Sarda, a collaborare, non a lavorare, a collaborare all'Unione Sarda, che allora non aveva una redazione nel senso tecnico della parola, perché aveva un ufficio di corrispondenza, i cui titolari erano Gianni Pittito e Tonino Pirella, che però entrambi, uno faceva l'insegnante, l'altro l'impiegato di un ente previdenziale. Quindi lavoravano part-time e io e Piero garantivamo invece l'apertura di una redazione, cioè l'apertura al mattino e al pomeriggio. Oltre a fare i servizi, quindi non si chiamava redazione, ma in realtà era una redazione, avevamo sede al Corso Garibaldi. E lì ci trovammo senza rete, senza preparazione che non fosse la nostra cultura comune della frequentazione del liceo classico di Nuoro, grande istituto di cui non sto a decantare le lodi, perché molti dei presenti, quasi tutti i presenti sono nuoresi, quindi ne sanno bene storia e risultati. E quindi trovavamo lì senza rete ad affrontare cose inenarrabili, sequestri di persona, conflitti a fuoco, faide di paese, faide intercomunali, una cosa, un inferno praticamente, perché dal 74 al 79 poi fu l'anno più dei sequestri di persone in Sardegna, quando in un solo mese di agosto del 79, in Sardegna c'erano ben 13 sequestri di persona contemporaneamente, fra i quali quello di Fabrizio De André, dei coniugi Fontana, che pagano più di 1 miliardo di riscatto, poi le Scilde, cioè, insomma, una cosa. Noi ragazzini ci siamo trovati veramente a contatto con una realtà che certamente conoscevamo, entrambi barbaricini, io e Piero, quindi le conoscevamo, ma di cui non potevamo ancora capire la potenza, soprattutto la potenza mediatica, perché le cose poi andavano su tutti i giornali del mondo. Quindi noi, avendo questa responsabilità di essere in prima linea, perché i titolari, chiamiamoli così, della redazione, che non erano una redazione, erano impiegati part-time, avevano le famiglie, avevano una gestione totalmente diversa rispetto alle notizie che poi uscivano sul giornale. Loro lavoravano soprattutto sulle notizie di risulta, cioè sui comunicati del comune, della provincia, della questura, dei carabinieri, e quindi il giornale era abbastanza un bollettino democratico. Quindi con Piero ci trovammo ad affrontare una nuova realtà, cioè il modo di scrivere le notizie vedendole, quindi andare sul posto, raccontare quello che vedevamo senza veli, senza condizionamenti, senza a volte anche contrastando quelle che erano le verità ufficiali. Quella fu una scuola straordinaria, perché alla fine, pur scontentando qualcuno, però accontentammo i lettori, perché alla fine, nella divisione dei compiti, io facevo la cronaca nera soprattutto, perché a Nuoro era la cronaca prevalente. Piero si occupò della cronaca giudiziaria, avendo una competenza specifica dei suoi studi in giurisprudenza, e raccontavamo storie straordinarie che poi venivano spesso riprese dai giornali nazionali, perché quello fu un periodo straordinario, in negativo purtroppo, della Barbagia e della Sardegna in particolare. E da lì imparammo cosa vuol dire, l'imparammo sul campo, senza che nessuno ce l'avesse insegnato, cosa vuol dire fare il giornalista, cioè vedere con i propri occhi la realtà e raccontarla nel migliore dei modi al lettore. Ecco, poi Piero, scelse strade diverse, anche per ragioni personali, però naturalmente con questo straordinario curriculum personale,
accumulato nei primi anni di esperienza in trincea a Nuoro, in una redazione di quotidiano, lavorando senza rete, gli fu il viatico migliore per poi essere assunto alla Nuova Sardegna, dove ha fatto la carriera che meritava di fare, perché bravo giornalista, un intellettuale di grande valore, uno che non ha mai rinunciato fino all'ultimo ai propri valori che sono quelli dell'autonomia, dell'intelligenza, della capacità di capire, dell'attenzione non solo a se stessi, ma anche a chi il giornale lo prende in mano ogni mattina e lo legge. E tutta questa, come dire, questo mondo professionale ed umano traspare chiaramente in questo libro, dove le storie di cui in parte siamo stati anche protagonisti comuni dal punto di vista giornalistico vengono, come dire, meditate e trasferite nella meditazione successiva. Allora, ne voglio ricordare una per tutte, per non debordare dai tempi che mi sono stati assegnati. Quella dell'elicottero Volpe 132, l'elicottero della Guardia di Finanza scomparso improvvisamente mentre andava verso Capo Spartivento, e che è ancora oggi uno dei grandi misteri di Stato. Il fatto successe ai primi di marzo del 1994. Io 20 giorni dopo venni eletto parlamentare, quindi non me ne sono effettivamente mai occupato direttamente come giornalista. Solo che un anno dopo i familiari di uno dei due piloti dell'elicottero, Fabrizio Seda di Ottana, mi chiamarono e mi dissero: sappiamo che lei è attenta a queste cose, che è un giornalista, eccetera, eccetera. La ricostruzione ufficiale dell'incidente è assolutamente falsa, eccetera, eccetera. Insomma, se ne vuole occupare. Quindi io andai a occuparmi di quel fatto lì e effettivamente mi accorsi che c'erano una serie di cose che non tornavano. C'erano delle omissioni, c'erano anche dei falsi clamorosi. E quindi inviai un dossier alla Commissione Stragi della Camera dei Deputati e lo stesso dossier lo inviai alla Procura della Repubblica di Cagliari. Tra l'altro poi raccolsi anche le firme di altri deputati sardi che sostennero l'iniziativa. E poi naturalmente, attento come sempre alla questione, mi chiamò Piero e mi dice: ma com'è questa cosa? E io ho detto: Piero, quando vuoi te la spiego, gliela spiegai, insomma, come per le cose che avevo io, le cose che mi aveva detto la famiglia, eccetera. E Piero iniziò un'inchiesta di grandissimo valore, perché fece quello che avrebbe dovuto fare un vero giornalista, cioè andò sul campo, andò lì dove sarebbe dovuto teoricamente precipitare l'elicottero e intervistò le persone del luogo che gli fornirono una verità completamente diversa da quella che era la verità ufficiale. E lui lo scrisse correttamente sul giornale, poi andò a intervistare anche alcuni dei protagonisti, il maresciallo che era radiofonista, che aveva raccolto i messaggi in quell'occasione. Insomma, fece quello che purtroppo non si fa più, cioè che i giornalisti non fanno più, quello di verificare direttamente sul campo la attendibilità di una notizia. E vabbè, quindi io collaborai con lui, insomma, poi purtroppo le nostre iniziative, nella mia e nella sua, hanno sortito il buon effetto, però questo non ci condanna, perché riteniamo entrambi di aver fatto il nostro dovere. Ecco, quindi direi, se oggi i giornalisti tornassero a quello spirito, cioè quello di essere i testimoni oculari delle vicende che succedono anche nel piccolo, cioè oggi leggo, adesso qui c'è Andrea, il sindaco, leggo i giornalisti che riportano per esempio le proteste di un partito per un disservizio che succede in città.
Ecco, io una notizia del genere non l'avrei mai pubblicata, perché se un partito mi segnala che c'è un disservizio in città, io giornalista vado, verifico se c'è il disservizio e poi scrivo sul giornale: come segnalato dal partito X, ho verificato che il disservizio Y esiste o non esiste. Adesso questa cosa non si fa più, nessuno verifica niente, ma neanche nell'immediato, neanche nelle prossimità. Non dico di verificare quello che succede in Ucraina, adesso per parlare di argomenti di stretta attualità, ma neanche quello che succede nel vicinato del giornalista, cioè nessuno scrive quello che succede, tutti scrivono quello che dicono gli altri che succede. Ecco, esatto. Poi esatto, bravo Agostino, mi ricorda che poi i social network raccontano una verità diversa, che spesso purtroppo non è la verità, ma è la verità distorta, che poi diventa narrazione comune e che poi ci induce ai tempi tristi che stiamo vivendo attualmente. Grazie. Bene, Angelo. Adesso Pier Giorgio Pinna, già caporedattore della Nuova, inviato anche lui, ci parlerà di reportage tra enigmi e misteri. Buonasera a tutti. Attenzione a quello. Mi sentite? Sì. Sì. Dunque, io volevo ritornare più precisamente sul libro di Piero, che rappresenta un po' una delle sintesi possibili del suo lavoro, nel senso che lui è stato, come è stato ricordato, reporter di Nera, di giudiziaria, si è occupato da caposervizio di vicende scottanti nel Nuorese e poi sino a fare l'inviato a lungo e successivamente il redattore capo nell'ufficio centrale di coordinamento della Nuova Sardegna. Però diciamo che uno dei tratti che lo hanno sempre caratterizzato è stato quello di essere un giornalista d'inchiesta, un giornalista investigativo. Che cosa vuol dire in concreto questo? Vuol dire non soltanto fare quello che fanno gli storici o comunque gli studiosi di certi fatti o avvenimenti, ma significa anche andare al di là delle carte, al di là dei documenti e avere un contatto diretto con la realtà. Questo libro, Anime Maledette, ricalca esattamente il tipo di lavoro che lui ha svolto durante i quasi 40 anni di professione, i 40 anni di professione. C'è stata un'interruzione tra l'Unione Sarda e la Nuova Sardegna, però poi ha continuato, quindi la sua passione, la sua misura nel valutare l'impegno professionale era rappresentato esattamente da una ricerca di una verità possibile, attraverso un impegno che lo ha portato molto spesso a essere esposto a minacce, a intimidazioni e anche a trovarsi in situazioni veramente difficili da un punto di vista professionale. Come faceva da un punto di vista pratico a sbrigarsela in queste situazioni? Non esiste un vademecum, non esiste una carta del giornalista in assoluto. C'è però da dire una cosa: esiste una distinzione tra i giornalisti, e una grande distinzione antropologica quasi. Esistono giornalisti di Pinetta ed esistono giornalisti di Bosco. Voi capite che cosa voglio dire? Lui era un giornalista di Bosco, non era certamente un giornalista di Pinetta, quindi stando nel bosco doveva tirar fuori i sassi e scavare a fondo nelle cose. Questo che ha sempre fatto è esattamente il risultato di questo lavoro, di questo libro, in cui ci sono una trentina di storie che sono a loro volta maledette, e sembra che ci sia quasi una ricerca di certi tipi di avvenimenti rispetto ad altri. Però io vorrei, sotto questo profilo, ricordare anche un Piero gioioso, che aveva passione per le cose, che amava ridere, che amava la vita, e che in tutto questo cercava sempre di entrare in un contatto personale diretto con le fonti, perché una delle cose che mancano agli storici purtroppo è che nel rapporto diretto con la realtà spesso sì, ci sono i testimoni, però sono considerati una specie di, insomma, qualcosa in più. Invece Piero partiva proprio dalle testimonianze dirette, partiva dalla ricerca
una documentazione che fosse sfuggita anche agli inquirenti, alla polizia e ai carabinieri, ricostruiva, certe volte ha fornito dei dettagli importanti, è riuscito attraverso le sue inchieste a dare una mano anche alle autorità inquirenti. In tutto questo da che cosa era animato? Dal fatto di dare sempre un'informazione supplettiva rispetto al copia e incolla che oggi è stato richiamato, ma esisteva anche in passato, magari fotocopia e incolla in passato, ma non vi preoccupate che la pigrizia è sempre esistita nella categoria. Lui invece sotto questo profilo cercava sempre il di più, qualche cosa per integrare, qualche cosa per capire meglio e per descrivere ai lettori una realtà che non era di primo livello ma di secondo livello, cioè agiva più in profondità. In tutto questo devo dire che poi riusciva a stabilire sempre con i lettori un rapporto di fiducia, per cui la gente si rivolgeva effettivamente a lui su tutta una serie di aspetti che non trovavano spazio invece altrove, o in altri organi di informazione, alla radio, in televisione. E da questo tipo di rapporti sono nati anche molte delle vicende che sono state qui raccontate. Si è parlato di Volpe 132, si può parlare allo stessa stregua anche di situazioni che risalgono al passato, per esempio i rapporti che si crearono tra Feltrinelli, Mesina e un capo del SID, il Servizio Informazioni Difesa, cioè il controspionaggio interno di allora, Massimo Pugliese, e uno dei capitoli è dedicato a lui, da cui sostanzialmente all'epoca dei fatti, stiamo parlando degli anni 60, si parlò del fatto che Feltrinelli, l'editore, che poi morì sotto il traliccio di Segrate, intendeva trasformare la Sardegna in una Cuba del Mediterraneo, e per questo cercò dei contatti con dei banditi sardi. Da questo tipo di situazione il Servizio di Informazione di Difesa, capeggiato da Massimo Pugliese, costruì una teoria, un complotto che con la desecretazione delle carte alla fine degli anni 90 e successivamente nei primi anni 2000 fu messo in luce in tutta la sua chiarezza. Ecco, Piero andò a vedere tutte queste cose, le ricostruì, le raccontò, e così, con questo stesso metodo, si comportò in decine di altre situazioni. Concretamente, che cosa vuol dire questo? Significa avere i manuali di navigazione delle imbarcazioni che si trovavano in un certo settore, che percorrevano certe rotte, seguiva con i mezzi moderni anche le possibilità di ricostruire gli spostamenti di navi o aerei, è entrato in contatto con decine di persone che potevano avere informazioni utili rispetto a certi tipi di avvenimenti. È stato instancabile da questo punto di vista, è stato un lavoratore indefesso dell'informazione, nel più nobile dei significati, e tutto questo suo lavoro è confluito anche in questo libro, non solo in questo libro, perché lui già dal passato, per esempio in Come eravamo, una serie di inserti che si fecero per la Nuova Sardegna degli anni '80, ricostruì tutta una serie di vicende, di paesi, di comunità e così via, proprio con un amore e una passione che difficilmente si riscontrano nella categoria. E che cosa ha tentato di fare con questo libro, e secondo me in parte c'è molto riuscito, di superare, come è stato detto prima da Maria Moncesi, di superare la quotidianità, cioè la griglia, la prigione rappresentata dal fatto che uno deve dare le risposte ai lettori nelle 24 ore, soprattutto per un quotidiano, e questa è una logica micidiale, perché comporta fretta, comporta la necessità di dare le risposte giorno per giorno, e invece qui ha avuto la possibilità di spaziare, cioè di ricostruire in maniera organica, di riuscire a dare un senso alle cose molto maggiore rispetto a quello che avrebbe potuto fare in passato. E questo è stato un livello. Il secondo livello invece è stato rappresentato dal tentativo di superare il linguaggio soltanto giornalistico e quindi andare verso una narrazione, una narrativa
che desse la possibilità anche di insomma, stare su una logica di grande periodo da parte del lettore del libro, e quindi sotto questo profilo lui era soddisfatto di questo suo lavoro e poteva, dico, ha ragione, perché molte di queste storie sono state ospitate sulla Nuova Sardegna in paginoni centrali, però le aveva riprese in mano, alcune le aveva ampliate, modificate per renderle, poi nel caso del quotidiano tu hai sempre le immagini che accompagnano attraverso le fotografie, poi insomma dare dei contributi diversi. Per esempio, uno dei grandi contributi che ha dato sotto questo profilo è stato al docufilm che è stato realizzato proprio su Volpe 132, si intitola Il grano e la volpe, da un gruppo di giornalisti diversi, Vincenzo Guerrizio per primo, e lui è stato intervistato in questo, ha fornito dei materiali, e senza probabilmente il suo apporto quel documento filmato non avrebbe mai avuto la luce. Poi è stato visto la luce, è stato fatto benissimo. Però, ripeto, visto che adesso siamo qui a presentare il libro ed è la seconda volta che viene presentato in Sardegna, perché c'è stata una prima volta a Sassari e oggi soltanto nella sua città natale, sono contento che sia andato esaurito, perché purtroppo per tutta una serie di vicissitudini, compresa la scomparsa, ovviamente le presentazioni non sono state tante, e io credo che insomma molte di queste storie resteranno oltre il suo ricordo. Grazie. Sì, un saluto del sindaco di Nuoro Andrea Azzurru. Forse. Oh, Andrea, scusa. Sediti qui e fai. Buonasera a tutti e benvenuti a Daniela, ad Antonio, ad Antonella, a Domenico e a tutti i familiari presenti. Un grande abbraccio da parte della nostra città a un cittadino illustre, curioso, un intellettuale vivo, fervido, una persona dolce, amante in maniera spasmodica della Sardegna, della Barbagia, della sua Nuoro, amante del suo lavoro in maniera viscerale, amante delle persone, amante della comunità, amante del padre e della madre, che non cessava giorno senza ricordarli, senza onorarli, con questo padre che gli era scomparso troppo giovane per quanto gli avrebbe potuto dare, ma che tanto gli aveva dato in quel periodo in cui erano stati insieme, si erano conosciuti. Io ho chiesto di non fare un discorso sul libro, un intervento programmato sul libro. Ho chiesto ad Agostino di poter portare un saluto della città e mio personale. E vi dico qual era il mio rapporto con Piero. Piero io l'ho conosciuto da grande, nel senso da adulto. Lo conoscevo da sempre, però non ci eravamo frequentati. A un certo punto, io faccio l'avvocato, mi è capitato di seguire alcuni casi complessi, molto complessi e molto particolari, di cui adesso non posso riferire, e in relazione ai quali mi servivano occhiali, mi servivano chiavi di lettura, mi serviva comprendere cosa c'era dietro le carte del processo, cosa c'era dietro l'atteggiamento della polizia giudiziaria, cosa c'era dietro alcuni testimoni che puzzavano di bruciato. E allora ho detto, ma a chi mi posso rivolgere? Conoscevo lui e ho chiamato lui. E sono andato a Sassari senza che nessuno lo sapesse, più volte, per incontrarlo davanti al Palazzo di Giustizia in via Roma,
e farci delle lunghe chiacchierate. E Piero mi ha messo gli occhiali e mi ha detto: stai attento, lì tu vedi il muro bianco, ma se lo scrosti è giallo e lo devi scrostare. E se lo scrosti ancora di più è nero e lo devi scrostare. Ma stai attento, perché in questo percorso di indagine i pericoli che lui conosceva bene, come ha detto Pier Giorgio prima, sono tanti e bisogna stare molto attenti, specialmente quando è a che fare con lo Stato. E da lì ne è nato con lui, per questa ragione professionale di profonda stima che io nutrivo con lui, rispetto a lui, un rapporto amicale, un rapporto affettivo, anche legato a una circostanza familiare, non solo perché lui era il cugino di mia mamma, ma perché mio padre, che faceva l'avvocato, anche lui, aveva una stima spasmodica per Piero e l'aveva sempre avuta. E quando Piero ha iniziato a lavorare, io sono del 74, quindi ha iniziato in quegli anni, lui, come ha detto Angelo prima, a lavorare a Nuoro, avevano naturalmente avuto dei rapporti, stiamo parlando di altre epoche per i giornalisti, ma anche per gli avvocati del Foro di Nuoro, dove c'era una palestra importante, dove c'erano in attività avvocati come Gonario Pinna, come Pietro Mastino, come Francesco Murgia, come Antonio Monni, che ormai si era allontanato dalla professione da tempo perché si era dedicato molto alla politica. Ma erano dei personaggi che, tanto per intenderci, Pietro Mastino era l'avvocato di Emilio Lussu, nel caso dell'omicidio Lussu, negli anni 20, nell'omicidio Porrà. Cioè stiamo parlando di una categoria superiore, della Champions League, e in quella Champions League si erano formati a diretto contatto questi giornalisti, che poi avevano fatto esperienza a Nuoro, anche perché a Nuoro c'era il carcere di Badua e Carros, e lui lo descrive nel libro. Lui dice: quando è stato costruito il nuovo carcere, che è un argomento che, come a Nuoro, che è una città un po' polemica, cioè se ne discute ancora, no? Della scelta di aver abbattuto il carcere in via Roma. Allora lui dice: quando c'era il carcere in via Roma era abominevole. Perché era abominevole? Perché avevi la pena lì a contatto con la pelle delle persone, con la pancia della comunità. Era una cosa insopportabile sentire i detenuti che giravano come in un girone dell'inferno, senza fine, senza nessuno scopo, ma solo per riscaldarsi, e si sentivano le chiavi che sbattevano alle inferriate delle celle. Allora il carcere è stato trasferito, e quando è stato trasferito è stato fatto un esperimento urbanistico, perché il carcere è stato progettato da un grande architetto dell'epoca ed era un edificio innovativo, però con la speranza che la pena svanisse, questa pena come sofferenza. Invece là se n'è creata un'altra, anche peggiore. Ecco, lui viveva il tutto con questo trasporto umanistico. E secondo me questo è l'eredità più grande che ci lascia Piero, cioè questo atteggiamento rispetto alla vita molto umano, molto dolce, pur occupandosi di tragedie, perché a leggere il libro ci mettiamo le mani nei capelli, per quello che è descritto e raccontato. Ma aveva questo approccio proprio non paternalistico, ma dolce, di un uomo giusto. E come uomo giusto vi posso assicurare stimato da tutti, in tutta la Sardegna. Io quando giro, e sanno che sono un nipote di Piero, naturalmente non gli leggo neanche le scarpe, però quando sanno questo, allora mi dicono: era un uomo giusto. E questo per me è il massimo complimento per un uomo o per una donna. E quindi è con queste parole di estremo affetto e anche di speranza, perché ci sia una scuola di giornalismo nella nostra Sardegna che prosegua questo grande percorso così profondo, che vi porgo
i saluti e vi abbraccio. Un saluto anche da parte di Paolo Merlini. No, Paolo, scusami, credevo che passassi da te. Mi scuso se non parlo a braccio, ho anche un po' di emozione a stare qui. E mi scuso Daniela se parlerò anche di Piero Uomo più che del libro, ma parlerò anche del libro. Ho buttato giù qualcosa stamattina che l'ho integrato anche con quanto avevo scritto un anno fa, il 17 febbraio, proprio quando Piero è mancato, e ho avuto l'ingrato compito di scrivere sulla Nuova Sardegna, sul suo giornale, il pezzo che riguardava la sua morte. Sono, al di là della retorica, sono veramente gli articoli più difficili che possono capitare a un giornalista, soprattutto quando si parla di un collega e di un amico fraterno. Allora, accade talvolta che la prima impressione che abbiamo di una persona resti determinante e ci accompagni indelebile per anni. Il mio primo ricordo di Piero è in redazione a Sassari, a metà degli anni '80, quando in modo del tutto fortuito venni ammesso a uno stage di 2 mesi alla Nuova Sardegna. Eravamo entrambi nuoresi, ma non ci conoscevamo, probabilmente per la differenza di età di qualche anno che ci separava. Ma lui mi venne incontro con un sorriso amichevole, un atteggiamento privo di preconcetti, con uno sguardo per nulla indagatore, ma al massimo curioso, e mi presentò con cordialità ai colleghi di redazione. La Nuova allora era un giornale molto giovane, la maggior parte dei redattori era attorno ai 30 anni. Nel 1980 era entrato nella galassia del gruppo dell'Espresso e si respirava ancora un'aria di rinnovamento, di voglia di partecipare a un progetto di informazione libera e progressista. Piero, insieme alle altre persone, alle altre persone qui presenti, era uno dei principali protagonisti di questo processo di cambiamento. Il mio approccio al giornalismo è avvenuto nel settore in cui lui era appena diventato vice responsabile, la cronaca. Abbiamo però cominciato a frequentarci al di fuori del giornale e da lì è nata un'amicizia che è arrivata intatta ai giorni nostri. È nato soprattutto un dialogo sincero su tutto, dalla professione giornalistica ai fatti della vita. Un dialogo che è continuato per anni e per quanto mi riguarda non si è mai concluso. Qualche giorno dopo la sua scomparsa, con un collega, abbiamo revocato alcuni episodi di quegli anni e di quelli successivi. Abbiamo concluso che entrambi, come si dice, gli dovevamo qualcosa e che in una o più occasioni lui si era speso per noi e per tanti altri, come collega, come sindacalista, perché è stato anche un grande sindacalista, come uomo. Era una persona leale e straordinariamente generosa, qualità sempre più rare in questo mestiere, soprattutto oggi che vive un profondo cambiamento. È già stato detto che Piero era un grande giornalista, vorrei spiegare perché. Credo che per fare il giornalismo si debba essere innanzitutto buoni esseri umani, diceva un maestro del reportage del Novecento, Ryszard Kapuscinski, nel suo libro Il cineco non è adatta a questo mestiere. Se si è una buona persona si può tentare di capire gli altri, le loro intenzioni, la loro fede, i loro interessi, le loro difficoltà, le loro tragedie. È una qualità che in psicologia viene chiamata empatia. Ecco, se devo pensare a un collega con queste qualità non posso che rivolgermi a Piero, e come me sono certo che lo pensano quanti hanno lavorato con lui e i lettori che l'hanno seguito per oltre 40 anni sulle pagine della Nuova Sardegna. E le tante persone che ha incontrato preparando le sue inchieste, raccontando le loro vite senza alcun pressapochismo, men che meno cinismo, ma rendendo intatta l'umanità di ciascuno. Sì. Si commuoveva persino Piero, raccontando a noi colleghi con empatia, appunto, alcuni incontri che poi diventavano pagine di un giornalismo parente stretto della letteratura. Piero ha raccontato questa terra, i suoi valori e le sue contraddizioni con una legge morale dentro di sé. La convinzione profonda che fare il giornalista significhi essere partecipi di un processo di cambiamento, diventare una parte attiva di un progresso sociale. Quanto alla letteratura, sia in forma di romanzo o di grandi reportage,
insomma l'ultima parte della sua vita, penso fosse questa la sua nuova frontiera, dopo che aveva abbandonato il giornalismo quotidiano. Purtroppo questa dimensione non ha fatto in tempo a farcela conoscere appieno, se non attraverso questa bellissima raccolta di storie di cui abbiamo parlato oggi e alcuni capitoli pubblicati postumi lo scorso anno del romanzo Le parole della notte, che spero vedremo presto nella sua completezza. E anzi lancio un appello al maestrale. E anche questo è un racconto della sua terra, diverso però, ancora una volta ancestrale e un po' visionario, come era Piero del resto. Grazie. Allora, qui abbiamo concluso, se c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda, qualche... Marina dove è andata? Ah, sì. No. Le domande non le fa. No, ma ecco, c'è l'avvocato Salvatore Giusa. Sì, vai. Vieni Maria, così. Lo so. Sulla maschera raccontiamo qualcosa. Allora, praticamente appunto abbiamo parlato, si è parlato soprattutto del libro che è oggetto della presentazione e un po' in maniera egregia si è parlato della grande personalità e del grande spessore umano che emanava da Piero Mandironi, e ciò non dico perché era un mio parente in quanto cugino di secondo grado, ma lo dico per la verità, perché la verità si deve cercare sempre di fare in modo che sia palese per quanto possiamo. Allora, dunque, voglio dire che la personalità di Piero mi spinge a non dire niente, non perché sul libro, perché perché questo è limitativo, in quanto la personalità di Piero era una personalità poliedrica, che non andava soltanto in maniera egregia nel racconto dei fatti di cronaca, di fatti clamorosi, di fatti anche molto pericolosi. Si interessava di tante cose che riguardano Nuoro e riguardano la Sardegna. Ecco, anche il luogo in cui ci troviamo mi ricorda l'articolo, l'editoriale, non so come chiamarlo, comunque il grosso commento che scrisse in occasione di uno dei tanti atti di urbicidio che si sono verificati a Nuoro. Cioè un urbicidio che va sempre allargandosi, che non vede la fine. Ecco, il caso appunto su cui scrisse parole di fuoco aveva un titolo, alla fine, più o meno era questo: alla fine della notte come i ladri, e si riferiva ai deplorevoli personaggi
che distrussero vigliaccamente i giardini di piazza Vittorio Emanuele. Ecco, questo quindi era appunto, era una personalità poliedrica, che diceva appunto che non si fermava alla cronaca, ai fatti importantissimi, ai fatti gravissimi che in quel periodo tenevano, ma questi atti che da un punto di vista politico o amministrativo, dal punto, cioè guardando veramente alle sconce attività dei mestieranti della politica, sono paragonabili alle azioni delle anime maledette. E poi guardiamo, quindi io direi che bisognerebbe cambiare un po' la toponomastica di Nuoro, qua e là, con una denominazione simile alla piazza Vittorio e alla piazza Mameli. Una si potrebbe chiamare piazza dell'urbicidio e l'altra piazza della, come si dice, piazza del genocidio urbanistico. Va bene, grazie. C'è qualche altro che vuole intervenire? Domenico Ruiu. Dove lo facciamo dare? Là, vai lì. Vai, quello è il microfono. Per me è quasi impossibile non dare un pensiero ricordando Piero in un'occasione come questa. Tra l'altro, proprio in questi giorni mi capita, però in questi giorni è capitato di pensare a Piero per la vicenda che stanno succedendo in Corsica, per l'ennesimo rigurgito dell'indipendentismo corso, che era uno degli argomenti che più dibattevamo. Lui lo viveva quasi più da appassionato che non da giornalista. E le due cose insieme poi facevano parte dei suoi lavori, alcuni dei quali tra l'altro sono finiti anche nel libro. Ma del libro devo dire una cosa, erano tutte storie che ovviamente ho letto direttamente sul giornale, e di quel periodo, quello è stato il periodo in cui abbiamo avuto gli ultimi rapporti un po' intensi con Piero, ma rapporti perché io gli scrivevo dopo che leggevo e lui mi rispondeva. È davvero un ricordo piacevolissimo, ma anche gratificante, perché alcune volte, non mi vergogno di dirvelo, mi ha scritto: detto da te mi fa onore. Ovviamente non lo sto dicendo per me, non lo sto raccontando per me, ma lo sto raccontando per lui. Voglio dire però anche un particolare che riguarda un argomento che ha appena toccato il sindaco e che sono sicuro che Daniela per forza capirà in pieno. Quando ti ha parlato di scrostare il muro, ti ha anche parlato di quanto sia difficile mettere in dubbio le verità dello Stato. Ecco, Piero, in un determinato periodo della sua vita, mi ha fatto parte di sue esperienze dirette, dove ha toccato con mano quanto è inquietante la difesa che fa lo Stato delle sue verità. Mi piace però concludere questo breve ricordo, questo breve pensiero ad un amico fraterno, forse riduttivo, anche se non abbiamo avuto mai molto tempo per noi, per un insieme di ragioni, anche perché è andato molto in fretta a Sassari, però il rapporto non si misura dal tempo, si misura dall'intensità.
Io debbo a Piero le recensioni più profonde, più incisive dei miei lavori. E qui voglio dirvi anche in questo caso un aspetto che riguarda però più lui che non io. E lo dico perché sono sicuro che fa una delle tante cose di Piero che vi fa piacere sentire. Voi non avete idea di quante telefonate o comunque di messaggi, di complimenti che ho ricevuto, non per il mio libro, ma per la recensione di Piero sul mio libro. E ciò è meraviglioso. Allora, Edoardo Murgia vuol parlare. Brevi, mi raccomando, perché... Beh. Alla modernità. Sì, buonasera a tutti, sono Edoardo Murgia. Vorrei ricordare prima cosa l'amico Piero e un saluto affettuoso alla famiglia, a tutti quanti, a Daniele e ai figli. Io voglio ricordare un fatto personale legato alla sua attività giornalistica, di onestà giornalistica. Nel 89-90 un segretario del Partito Comunista, Occhetto, intraprese il genocidio del Partito Comunista. E come si chiama? E io rappresentavo, diciamo, da semplice militante, ero solo iscritto, non avevo cariche, non avevo niente, avevo solo la tessera da tanti anni e non avevo spazio da nessuna parte. Un giorno, perché non avevo un apparato dietro, non avevo un'organizzazione, non avevo niente, ero solo, poi dovevo anche lavorare ed ero fuori Nuoro ed ero in giro per la Sardegna e dovevo... Allora ricevetti una telefonata e mi disse che mi dovevo presentare in redazione per fare un'intervista e io rappresentavo la terza mozione di Armando Cossuta, cioè un'esigua minoranza di quello che non aveva, insomma, dove mi prendevano anche in giro i miei compagnotti e i miei compagnucci, mi prendevano in giro perché diceva che mi dovevo fare le riunioni nella cabina telefonica. Poi loro l'hanno fatta al PC la riunione nelle cabine telefoniche dopo. E voglio ricordare proprio Piero per questo fatto. Lui ha capito da giornalista, da uomo serio, da persona onesta, quello che doveva fare qualsiasi giornalista. Grazie. Vabbè, abbiamo l'urbanicidio, il genocidio e ci siamo. C'è qualche altro che... Ecco, Domenico? Sì, fratello di Piero. Buonasera a tutti, un ringraziamento per la vostra presenza, per l'iniziativa che è stata fatta stasera nel ricordo di Piero. Un ringraziamento ad Angelo, ad Agostino, a Marina, a Pier Giorgio. È stato per me un onore essere il fratello di Piero. Praticamente abbiamo vissuto la stessa esperienza di vita. Le vicissitudini personali ci hanno portato ad essere sempre distanti fisicamente, ma moralmente, affettivamente eravamo uniti come quando avevamo 5-10 anni. Mi piace ricordare la figura di Piero vista dal fratello. La cosa che ricordo più volentieri di Piero è la sua cultura enciclopedica, che francamente mi metteva in imbarazzo. Aveva una capacità di studio, di conoscenza che raramente ho incontrato nella mia vita. Qualsiasi aspetto
culturale, lui riusciva a spiegarmelo in una maniera semplice. Anche le equazioni di secondo grado, che possono essere molto complesse per molti, lui, per fare un esempio, riusciva a spiegarle in una maniera così precisa, così analitica, come era in effetti il suo lavoro. Ha scelto un lavoro complesso, difficile, però mi permettete, non era un giornalista, era uno scrittore prestato al giornalismo. E qui, nell'ultima fase della sua vita, ne abbiamo già testimonianza. Piero era troppo schivo, troppo riservato, non era uno che urlava, era uno che lavorava, che ragionava, aveva un'intelligenza acuta. Molto spesso nella mia vita politica, soprattutto recentemente, ho chiesto a lui dei pareri su alcune situazioni che si erano verificate. Avevo due persone che, secondo me, hanno una intelligenza politica importante. Uno era Piero, l'altro è Angelo Altea. E devo dirvi che le analisi politiche, le analisi che mi faceva erano precise. Aveva una conoscenza della Sardegna, della storia della Sardegna, ma anche le storie meno note, importantissima. Era un'enciclopedia. Noi trovavamo alcuni giorni dell'anno la possibilità di vederci ed era nella nostra casa al mare a Monte Petroso. C'era anche mio padre e lì passavamo ore, nottate a parlare, ad ascoltare Piero, che ci raccontava delle cose meravigliose, perché intanto mai lette, mai viste, ma soprattutto mi sorprendeva la sua onestà intellettuale. Non odiava nessuno, non odiava neanche il peggiore degli assassini, riportava i fatti e cercava, attraverso un'analisi profonda, di capire le motivazioni sociologiche, le motivazioni personali che portavano a certe situazioni. Ogni cosa la faceva bene, ogni cosa ci metteva la sua anima, come in gioventù l'atletica leggera. Pensate, ha fatto i campionati di Decathlon, uno scrittore, però era appassionato insieme all'amico Poggio. Era appassionato di pittura, era appassionato di storia. Ogni cosa, devo dire, la faceva con quella generosità e con quella capacità che non posso che ammirare. Vi devo dire francamente che ora mi manca molto Piero. Mi manca molto ed è un po' un pezzo di storia, di vita della mia famiglia e mia personale che è andata via. Mi auguro che, come diceva anche qualcuno prima, il suo esempio di onestà, di limpidezza e di bontà possa essere seguito da altre persone, da altri barbaricini, da altri nuoresi. Perché lui, come ha detto Pier Giorgio, era nuorese sino all'osso, come lo sono anch'io, nonostante da 40 anni vivo in Gallura. Quindi oggi, stasera, vedendo anche amici di scuola, amici della mia infanzia, mi sento bene e mi sento molto più vicino a mio fratello. Grazie. Grazie a Domenico. Sì, prego. Non avevo messo in conto di dire niente. Con Piero ci siamo sentiti per messaggio nelle settimane che sono state le sue ultime settimane. Però io voglio portare una cosa che pochi a Nuoro conoscono. Io ho iniziato nel mondo del giornalismo da dilettante allo sbaraglio. Moltissime delle cose che oggi so fare me le ha insegnate Piero. Nel telefonino c'è una fotografia che non potrete vedere perché ho chiesto a Pierluigi, ma non ha il controllo del proiettore. A Nuoro negli anni '80 esisteva un periodico che avevamo messo su con degli amici
che si chiamava prima Tribuna Sport e poi è diventato Nuova Tribuna Sport e Attualità. Questa pagina l'ha disegnata Piero e questa pagina aveva un titolo centrale, La città della paura, e la foto era quella di Cristina Berardi, perché erano gli anni e i mesi in cui, come diceva prima il collega, erano gli anni dei sequestri, della paura, della diffidenza che si respirava in città, che non sapevi con chi stavi parlando. Io stesso ho avuto a scuola compagni di scuola che poi sono finiti, scusate, nei casini per i sequestri di persona. Piero, di questo giornale, ha scritto l'articolo di fondo, perché era presidente dell'Associazione della Stampa, ovvero del sindacato dei giornalisti, e il titolo che lui aveva scelto per questo fondo era Parlarsi per uscire dal buio. E in queste 30-35 righe lui diceva che Nuoro aveva necessità proprio di riaprire al suo interno un dialogo, un discorso. Se volete vi leggo 3 righe. Uscire dal buio è possibile, trovando il coraggio di uscire dalle ragnatele della rassegnazione e di vincere la paura del cambiamento. Ecco, Piero era questo. Era uno che ti insegnava le cose senza darlo a vedere, cioè proprio prendendoti sotto braccio e indicandoti qual era la strada anche professionale da seguire. Questo era Piero. Poi Domenico si è dimenticato che Piero era anche campione sardo di salto in alto e questa era la nostra prima amicizia, è stata al Quadrivio, correndo e saltando. Grazie Franco. Daniela, la moglie di Piero. Così. Cari amici, cari amiche di Piero, cara città di Nuoro, che Piero dici, vabbè, che Piero ha amato sopra ogni cosa. C'è una differenza sostanziale tra un giornalista di Pinnetta e un giornalista di Bosco. E c'è una differenza sostanziale tra il giornalista e lo scrittore. Piero era capace di rendere interessante qualsiasi cosa raccontava, perché ci si appassionava e perché, contrariamente a tanti che nella nostra professione non possono neanche ambire ad essere una minima parte di quello che lui era, aveva un dono, il dono della modestia, vero Paolo? Che io so che era profondamente amico di Piero e questa giornata, questa serata qui, con i volti conosciuti, frequentati anche da collega, con i nomi evocati nelle chiacchierate di questa città che era dentro di lui al punto da considerare la luce di Nuoro una luce diversa. E quando superava il confine era convinto che la luce di Nuoro è diversa. Ecco, oggi Piero qui sarebbe come sempre modesto, come sempre schivo, come sempre umile, come tutte le grandi persone. E io, i nostri figli, vi ringraziamo di questa vostra presenza, dell'amore che gli state tributando e che Piero ha tributato a Nuoro per tutta la sua vita e adesso con i suoi racconti. Grazie.
Grazie Daniela, allora ringraziamo tutti e direi che abbiamo finito. Grazie a tutti e grazie a tutti.